Ricordo mio è sempre legato no, ai grifoni, devo dire. Mi scuso, ma siccome lavoro coi grifoni da tanti anni e c'è questo connubio, se vogliamo, no, tra il mento e i grifoni, tant'è che la maggior parte delle aree di nidificazione si trovano proprio lungo il tagliamento, no, sui rilievi della zona alpina esposti al tagliamento, per cui abbiamo ricordi sia positivi sia negativi. Negativi, l'inizio, per esempio quando abbiamo liberato i primi grifoni era alla fine degli anni 80, alla fine degli anni 80, uno è stato ucciso a fucilate, qualcun altro è morto per elettrocuzione. I ricordi positivi sono sempre legati appunto alla presenza di questi, ma anche di altri animali, no? Il tagliamento è una via di comunicazione, è un'autostrada, no? Qualcuno la paragona all'Alpe Adria, non per gli escursionisti o le macchine, ma per gli uccelli, per cui si possono fare tante osservazioni interessanti di aironi, di altri rapaci, anche di specie rare, e questo ovviamente crea sempre un certo entusiasmo in chi si occupa di queste cose della fauna. A me è capitato di vedere anche un camoscio in pieno tagliamento una volta, era un camoscio un po' spaventato, forse non so da cosa, ma insomma che è sceso lì sulla riserva, sul tagliamento, ma è l'unica volta che ho visto un camoscio e devo dire che mi dispiace perché se ci fosse un maggior livello di protezione e un'attenzione maggiore avremo anche dal punto di vista faunistico delle presenze molto più consistenti, compreso gli stessi camosci che non vivono solo in quota, ma se lasciati vivere, cioè non cacciati, potrebbero stare anche a quote molto inferiori. Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Fulvio Genero è il direttore scientifico della riserva naturale del lago di Cornino. Un fiume è un qualcosa di veramente molto importante che raccoglie in sé proprio tutte le caratteristiche del territorio, è quasi un mosaico e una connessione tra i vari componenti ambientali, no? Ed è fondamentale anche per quello che riguarda tutti gli ambienti che stanno, diciamo, nelle zone vicine, limitrofe. Ovviamente ci sono fiumi molto diversi, hanno caratteristiche diverse, oppure lo stesso fiume, come il tagliamento, ha caratteristiche diverse tra il tratto a monte, quello mediano e quello, diciamo, di pianura, che può essere molto diverso, no? Però ecco, connette questi vari ambienti, li unisce e soprattutto è anche un corridoio ecologico che favorisce lo spostamento degli animali e si integra con gli ambienti vicini, permettendo veramente la presenza di specie molto interessanti che senza la presenza dell'acqua e di questo ecosistema non sarebbero presenti. Ecco, è quindi un qualcosa di veramente complesso che dà un grande valore naturalistico agli ambienti, non solo quelli limitrofi, ma anche quelli, diciamo, più distanti. Immaginiamo di trovarci di fronte a un turista straniero che approda alla riserva del lago di Cornino. Che cosa gli racconterebbe di quel posto? Tante cose, diciamo anche però che questi che arrivano dall'estero a volte sono ben informati, soprattutto sul tagliamento, perché all'estero il tagliamento è un fiume amatissimo, ben conosciuto, ci sono tanti servizi sul tagliamento e tanti studiosi, università, gruppi di studio che vengono a studiarlo, per cui forse è più conosciuto forse all'estero che non in alcune parti d'Italia, ecco. Però non tutti sono ben informati o hanno approfondito le conoscenze. Ci sono tante cose da raccontare. Dicevo, una riserva piccolina, sono appena 500 ettari, che appunto non è molto, però comprende una grande varietà di ambienti e proprio in questo sta anche la ricchezza della riserva, no? Proprio un mosaico di ambienti diversi
che si concentrano in un'area relativamente limitata. Siamo al confine tra le prealpi, la zona collinare e la pianura, e in più con questo grandissimo alveo di tagliamento. L'estremità meridionale delle prealpi carniche, che comprende oltretutto questi rilievi particolari che si sono formati nell'era glaciale per l'erosione dei ghiacciai, che poi quando si sono ritirati hanno favorito la formazione di frane. Abbiamo quindi vasti conoidi di pietra calcarea. All'interno, tra l'altro, uno di questi conoidi si è formato anche in una vecchia residuo di frana il laghetto di Cornino, che è molto famoso. Quindi gli elementi, diciamo, più caratteristici sono questo laghetto dalle acque trasparenti bellissime, e il tagliamento, appunto, che ha una storia tutta sua e c'è moltissimo da dire dal punto di vista naturalistico e non solo su questo fiume, ma anche tutti gli altri ambienti. Tra l'altro siamo qui in una zona dove si concentrano anche delle caratteristiche termofile particolari, direi ambienti mediterranei o comunque termofili, che consentono la presenza di piante come il leccio sulle pareti, che altrove sono presenti solo a latitudini più meridionali o lungo le coste, no? E poi altre piante di vario tipo. Diciamo c'è una specie di mescolanza, se così possiamo dire, tra elementi del centro Europa, mediterranei, adriatici, ma anche dell'Europa orientale, no? Quindi molto interessante dal punto di vista biogeografico. E poi ecco, insisterei anche su quelli che sono gli aspetti della fauna, no? Visto che molti conoscono la riserva per quello che è l'avifauna, non solo il grifone, ma anche tante specie che sono presenti, per cui ci sono vari aspetti che approfondiamo anche con i visitatori in base anche a quelli che sono i loro interessi. Quali sono le specie che si possono osservare nella riserva? Ce n'è tantissime, cominciamo dagli uccelli. Diciamo che il simbolo della riserva in realtà è il gufo reale. Non è stato fatto il gufo reale perché in questa zona è particolarmente comune. Comune non vuol dire mai che sia presente in numero elevato, ma vuol dire che relativamente a questa specie, che ha territori piuttosto grandi, è presente con una certa regolarità sul territorio. E quindi questo è il simbolo della riserva, perché questo è il più grande rapace notturno europeo, un animale mitico, simbolico, che è difficilissimo da vedere perché è notturno, però grazie soprattutto anche ai suggerimenti nostri di chi opera nella riserva è possibile, se non altro, ascoltarlo e con un po' di fortuna vederlo. E poi ci sono molti rapaci diurni. La presenza di un punto di alimentazione dei grifoni attira anche altre specie, sia specie molto rare come altri avvoltoi, ma anche l'aquila reale, che non è frequente ma compare e con un po' di fortuna si può osservare, oppure rapaci più piccoli come la poiana, il nibbio bruno, il nibbio reale, a volte il pellegrino, il biancone, insomma tante specie che altrove è difficile osservare e qui invece è possibile vedere con una certa facilità. Abbiamo anche degli strumenti di interpretazione, quindi delle sagome, diciamo, di queste varie specie, in modo che il pubblico riesca un po', perché pochi hanno l'esperienza diretta, riesca un po' ad avvicinarsi a queste specie. Poi ci sono tantissime altre specie di uccelli, dai passeriformi a quelli presenti sul tagliamento. I mammiferi, si sa, sono tendenzialmente notturni, più difficili da vedere, quindi non è facile avvicinarli e osservarli. Anfibi, rettili, insetti, ecco, questi sono forse più richiedono un pubblico più specifico, però abbiamo anche delle guide o delle lezioni che facciamo su questi argomenti, e chi è interessato ha la possibilità di avvicinare questo mondo non solo a livello teorico ma anche pratico con l'aiuto degli esperti. Lei ha un angolo segreto? Non è più tanto segreto. Diciamo che i grifoni sono sempre belli da osservare, anche gli alti rapaci, no? Li guardiamo di solito da sotto perché volano alti, allora in questa riserva invece è possibile osservarli anche da sopra, oppure allo stesso livello, a volte anche a pochi metri. Per cui salendo sull'altopiano di Monte Prat, che è l'altopiano che sta proprio sopra la riserva, no? E si può accedere anche facilmente per strade, o anche se l'accesso più bello, direi più emozionante, è quello a piedi lungo i sentieri. Da questa posizione abbiamo veramente la possibilità di osservare alla nostra altezza sia i grifoni, i corvi imperiali, le poiane e tutti gli altri rapaci che volteggiano. Dicevo, non è più tanto segreto perché è uno dei punti preferiti anche dai fotografi o comunque dai birdwatchers, per cui tanti, no, non numeri così elevati, ma insomma raggiungono diversi punti di questo altopiano per poter osservare e fotografare gli uccelli. La cosa bella è anche non solo vedere questi uccelli, ma vederli con questi sfondi veramente maestosi, no? Già lo stesso sfondo del tagliamento è bellissimo. Infatti una delle foto più ambite è quella di fare i grifoni con lo sfondo del tagliamento, perché sono bellissime, ma poi vediamo un panorama veramente incredibile che comprende tutta o quasi la pianura friulana, i monti della Slovenia, le Alpi Giulie slovene appunto, e addirittura i rilievi della Croazia, quei rilievi della Croazia che stanno sopra le isole del Quarnero, dalle quali partono i grifoni croati che vengono a trovarci durante l'estate.
Lei ha studiato e lavora come esperto di conservazione ambientale, ma è riuscito a trovare la risposta alla domanda che cosa significa conservare l'ambiente? Beh, sì, non è facile. In effetti sembra facile e intuitiva, in realtà non è così facile, anche perché spesso dobbiamo anche capire a che livello conservare o a quale stadio dell'evoluzione dei vari ambienti conservare e quanto considerare l'uomo parte dell'ecosistema, no? A volte tendiamo a conservare degli ambienti che non sono naturali, ma si sono formati a seguito di attività umane o attività agricole, come le vaste praterie delle nostre prealpi. Sono tutti ambienti secondari, cioè formati artificialmente dall'uomo a seguito del pascolo e dello sfalcio. Ambienti che però ai quali ormai siamo tradizionalmente legati e ci piacciono molto e tendiamo a conservare anche questi. Ecco, per cui a volte conservare non vuol dire appunto mantenere al 100% tutto quello che è naturale, ma anche mantenere ambienti forse dove l'influsso antropico ha creato condizioni diverse e anche interessanti, perché a volte questa varietà di paesaggi che l'uomo stesso ha creato consentono di avere una maggior biodiversità, cioè un maggior numero di specie. Conservare significa comunque cercare di favorire o mantenere l'evoluzione naturale degli ecosistemi, degli ambienti, le dinamiche naturali e cercare di limitare gli interventi umani. Sappiamo che conservare le specie animali, vegetali o gli ambienti significa sempre di più gestire l'attività dell'uomo, perché è l'uomo che ha il maggiore impatto su queste cose, no? Per cui significa gestire un po' e cercare di limitare quello che è il nostro impatto, e non è facile visto che siamo in miliardi e miliardi di persone con un impatto sempre maggiore, non è certamente facile. Però ecco, volendo con un po' di volontà e anche di sacrificio che forse pochi sono disposti a fare, si dovrebbe cercare di avere il minimo impatto e rispettare almeno le esigenze fondamentali legate a certi ambienti, a certe specie, per poter far sì che possano continuare a esistere anche loro e non scomparire dalla faccia della terra, visto che, come sappiamo, il ritmo di estinzione delle specie è elevatissimo e non è mai stato così alto e forse purtroppo aumenterà ancora di più. Lei che vive la riserva ogni giorno può raccontarci come sta cambiando alla luce dei cambiamenti climatici? Beh, a scala locale i problemi non sono così grossi, diciamo che anche noi ne risentiamo, ma ne risentirà un po' tutto il pianeta di quelli che sono i grandi cambiamenti, no? In particolare il riscaldamento climatico, eccetera, no? A dire il vero, nella riserva naturale forse non si nota ancora, ma si nota di più in quelle aree un po' più elevate, già nei parchi, il parco delle Prealpi Giulie, dove si vede che varie specie vegetali e animali tendono ad alzarsi di quota a seguito dell'aumento del clima, tendono a raggiungere zone più fresche, tanto per dire la pernice bianca, che forse tutti conosciamo, dal Parco delle Prealpi Giulie, dove era presente fino a sotto 2000 metri, fino a 1800-1900, ormai si è alzata e è rimasta solo sulle cime. Ecco, nella riserva non abbiamo ancora notato questo, però cioè si nota, nel senso che questa siccità, riscaldamento generale, ma anche la siccità sicuramente sta mettendo in crisi quelle che sono le piante più esigenti. Adesso siamo un po' solo all'inizio, ma sicuramente questo si noterà sempre di più nel tempo. Per il grifone i problemi forse non sussistono per adesso, forse potrà essere forse è una delle poche specie che potranno avere un vantaggio, visto che vive in climi anche caldi o termofili, potrebbe essere anche questo, ma certamente questo non è un obiettivo interessante. È chiaro che si nota nella riserva, come ovunque, un anticipo dei cicli biologici degli insetti, delle piante,
e quindi uno scompenso con quelli che sono i tempi di presenza e la fenologia degli uccelli migratori a lunga distanza, per esempio, che stanno calando in tutta Europa. I tempi di arrivo e di partenza verso i quartieri africani sono sempre gli stessi, per cui quando arrivano, ormai con cicli delle piante e degli insetti anticipati, arrivano un po' troppo tardi rispetto a quello che era il momento di massima disponibilità di cibo. Ma questo è un discorso che riguarda un po' tutto quanto, tutta l'Europa, non solo l'Europa, non solo a livello locale, ma sicuramente gli effetti saranno sempre più tragici. Cosa può fare una riserva per proteggere la biodiversità? È chiaro che una riserva, un'area protetta può fare poco per quanto riguarda almeno l'incidenza della sua superficie sulla globalità del problema, però può fare moltissimo per quanto riguarda la sperimentazione e anche l'informazione che dà al pubblico, no? La sensibilizzazione. Sappiamo che tanti di questi problemi che l'uomo causa direttamente o indirettamente all'ambiente dipendono appunto dai suoi comportamenti, per cui se noi riusciamo, come cerchiamo di fare nelle aree protette, un'informazione corretta e sensibilizzare il pubblico, far capire quello che è il risultato poi delle nostre azioni sull'ambiente, direi che è già un qualcosa di positivo, cercando di modificare anche le nostre abitudini per quello che riguarda i consumi, il consumo di energia, di acqua e tutto il resto, no? Per cui questo direi che è veramente molto importante, e poi anche tutte le altre comportamenti, ecco, che dobbiamo tenere, meno il disturbo, ridurre il disturbo, l'impatto sulla fauna, perché tante delle nostre azioni, così anche di tipo dei nostri sport preferiti o attività all'aria aperta, a volte anche se non ci rendiamo conto, hanno un certo impatto. E per esempio all'interno della riserva, e non solo, ma insomma questo è un esempio direi significativo, alcune attività sono state proibite o meglio normate, ecco, non so, il parapendio, no? Il volo libero di vario tipo è stato proibito fino a una certa quota perché provoca un disturbo eccessivo non solo ai grifoni ma anche a tutti gli animali in alimentazione. Oppure altre attività, l'arrampicata è proibita, uscire dai sentieri è proibito, eccetera. Ecco, l'importante è far capire il perché di queste cose e arrivare anche a delle soluzioni di compromesso accettabili. Infatti noi direi abbiamo un ottimo rapporto con certe categorie del volo libero e altre categorie, per cui è possibile raggiungere direi dei compromessi, collaborando anche a vicenda, scambiandoci informazioni, anzi direi che è costruttivo e le esperienze di entrambi possono arricchire tutti quanti e farci più partecipi di di quelle che sono delle finalità condivise. Dunque si possono far convivere interessi diversi. Beh sì, ecco, come ricordavo, con queste associazioni di parapendio abbiamo degli ottimi rapporti, non si è proibito totalmente il volo, ma è stato proibito solamente nelle zone dove veramente poteva arrecare maggior disturbo. Poi altri fattori di mortalità sono stati ridotti, non eliminati. Diciamo che uno dei fattori di mortalità più importanti dei grandi rapaci e degli avvoltoi quindi anche, che sono rapaci anch'essi, e l'elettrocuzione, la folgorazione sui tralicci della media e bassa tensione. Ecco, con l'Enel abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione tramite ovviamente l'amministrazione comunale dell'Enel e una linea sulla quale si erano già verificati diversi episodi di mortalità di grifoni è stata messa in sicurezza, quindi sono stati rivestiti i conduttori con delle guaine di plastica per evitare che i grifoni e altri uccelli rimangano folgorati. Anche questo direi è un bel esempio. Poi ecco, con l'associazione di parapendio, ma anche con l'esercito, il tagliamento era ed è una zona di esercitazione per vari elicotteri dell'esercito, anche con gli elicotteristi di Casarsa e altre associazioni o gruppi che si occupano di questo tipo di volo, abbiamo raggiunto un buon compromesso evitando le zone limitrofe proprio al punto di alimentazione, quelle più sensibili. E direi che c'è una buona collaborazione, se ci si spiega e si capisce un po' quelle che sono le esigenze. Ripeto, è anche una cosa favorevole. Abbiamo anche altre collaborazioni poi con tutti gli allevatori per quanto riguarda l'alimentazione dei grifoni, insomma anche questo è un discorso molto interessante, non so se è troppo lungo, ma interessante. È cambiato l'atteggiamento delle persone nei confronti della riserva e dei suoi abitanti non umani? Sì, direi che c'è stato un cambiamento notevole, no, in questi anni. A parte che siamo partiti alla fine degli anni '80, quindi sono più di 30 anni che siamo partiti. L'atteggiamento che c'era a quel tempo nei riguardi del grifone e degli altri avvoltoi non era certamente positivo. C'erano ancora tante leggende oppure credenze popolari che attribuivano a questi uccelli degli atti che in realtà non sono assolutamente in grado di fare. Molti li ritenevano pericolosi per il bestiame o addirittura per l'uomo, in grado di attaccare gli animali a pascolo e ucciderli. Qualcuno lo crede ancora, devo dire, ma insomma sono pochissimi ormai.
Per cui ecco, questo progetto, alla fine qualche grifone è stato anche ucciso all'inizio, no? Qualcuno è stato anche ucciso e molti erano perplessi, però con tanta pazienza e in decenni di attività, insomma adesso tutti sanno cos'è un grifone o un avvoltoio e penso che l'atteggiamento nei confronti di questi uccelli sia cambiato come doveva cambiare. Purtroppo non completamente, ma insomma direi che siamo sulla buona strada, per cui educare non solo i bambini e i ragazzi, tutti abbiamo bisogno di essere educati, ma anche gli adulti, far capire anche la bellezza di questi uccelli. Ecco, venendo al centro visite, i visitatori possono rendersi conto della bellezza di questi uccelli maestosi, non solo visti in volo, ma anche visti nelle voliere. In realtà al centro abbiamo alcune voliere dove teniamo degli uccelli feriti o comunque non recuperabili, non in grado di volare. Ecco, non è uno zoo certamente, ma crediamo che sia molto importante dare la possibilità al pubblico di vedere da vicino questi animali, perché visti da lontano non ci si rende conto di quelle che sono le loro caratteristiche. Da vicino invece sono veramente bellissimi e magnifici, a mio avviso, ma a avviso anche di molti altri. Specifichiamo sempre che sono animali che non possono essere liberati perché hanno avuto degli incidenti di vario tipo e quindi vengono utilizzati così per far vedere ai visitatori quelli che sono le loro caratteristiche, e così abbiamo i grifoni, abbiamo gli allocchi degli urali, poiane, allocchi, insomma poche specie ma quelle più interessanti o rappresentative per l'area. E invece cosa vorrebbe cambiare del nostro atteggiamento nei confronti del tagliamento? Beh, il tagliamento sappiamo, no? Ci sono tanti problemi, cioè è bellissimo, è l'ultimo si dice a livello europeo ancora con un alveo naturale o seminaturale, però soffre ovviamente di vari problemi, no? E ci sono varie discussioni in merito, come sappiamo, e certo anch'io sarei molto favorevole alla maggior protezione, che non ha solamente un valore dal punto di vista ecologico naturalistico, ma anche dal punto di vista del turismo naturalistico. Secondo noi il tagliamento ha un'enorme potenzialità dal punto di vista turistico e del turismo naturalistico, che viene in parte sfruttata ma solamente in piccola parte, no? Se pensiamo a quello che fanno in Slovenia con l'Isonzo, no? Fiume Socia o Isonzo, che ha altre caratteristiche, ma c'è un turismo escursionistico proprio incredibile, no? Sulle rive di questo fiume anche noi potremmo fare qualcosa del genere. Mi riferisco quindi a valorizzazioni non in senso classico, che quelle mi preoccupano molto, soprattutto quelle che possono prevedere speculazioni o interventi abbastanza che hanno poco a che fare con l'ambiente, ma a interventi soft che possono prevedere una maggior presenza, un maggior utilizzo del fiume per quanto riguarda le escursioni, magari piste ciclabili, eccetera, ovviamente in modo sostenibile con un impatto minimo. Tanti stranieri, più stranieri devo dire che italiani, almeno quel che vedo io, fanno dei percorsi a piedi pur non trovando una segnaletica e una viabilità molto piacevole da percorrere, dovendo fare alcuni tratti su strada, quindi questo sarebbe molto bello poterlo valorizzare anche da questo punto di vista. Ecco, diciamo, i problemi possono essere legati, le captazioni sappiamo, no? Le captazioni idriche che non consentono di mantenere un flusso minimo vitale in tutti i settori del fiume. In alcune aree il fiume rimane praticamente secco con una portata minima, e questo non favorisce anche la risalita dei pesci. In passato la risalita dei pesci che vivono in mare e vengono a riprodursi sui fiumi era molto maggiore che attualmente. Tante specie arrivavano fino a Pinzano oppure in questi tratti, mentre adesso le risalite sono molto inferiori, proprio perché i vari tratti, ma forse questo è particolarmente sensibile, tra Pinzano e Casarsa a volte ha una portata troppo bassa o addirittura in secca, per cui questo sfavorisce ovviamente la presenza di questi pesci e anche i loro ambienti riproduttivi, l'estrazione di ghiaia, la creazione quindi di un certo disturbo nell'alveo del fiume, anche accumulo di pantano in altri settori, sfavorisce un po' gli ambienti riproduttivi per certe specie che quindi sono costrette a calare di numero. Poi altre cose che sono state fatte in passato, le immissioni di specie alloctone o anche della stessa trota fario che ha sfavorito la trota marmorata, quindi maggiore attenzione anche in questo, e poi anche la caccia. La caccia, che è sempre un elemento di disturbo, non sarà quello fondamentale, ma senz'altro contribuisce anche quella a creare un certo disturbo e viene esercitata ancora, purtroppo devo dire, su specie che sono in calo un po' in tutta Europa, come la quaglia o l'allodola, che dovrebbero essere protette completamente, a mio avviso. Avete ascoltato Un fiume di storie, racconti da e per il tagliamento, un podcast a cura di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ospite Fulvio Genero, regia voce e suono Elisa Baioni, brano musicale
Tagliamento di Paolo Forte. Un fiume di storie fa parte di Percorsi Intrecciati sul Tagliamento, un progetto dedicato al fiume e a chi lo vive, e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono partner IGB, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries di Berlino, Ecomuseo delle Acque del Gemonese, CEVI, Centro di Volontariato Internazionale, ISIS Solari di Tolmezzo, ISIS Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro, Associazione Menti Libere di Lignano e FIAB Friuli Venezia Giulia.